Possiamo partire, siamo riusciti a collegarci tutti, siamo in questa nuova versione, ci dobbiamo tutti adattare, ma certamente ormai penso che a partire da marzo tutti abbiamo fatto l'abitudine a lavorare con questi strumenti che ci consentono il contatto sociale, non quello fisico ma quello sociale sicuramente. Quindi vi saluto a tutti, buonasera. Siamo qui oggi per il premio letterario. Vi ricordate, eravamo abituati a trovarsi nella Sala Pontello, a gioire insieme del lavoro fatto da tanti, però oggi lo facciamo lo stesso, la gioia è la stessa, la voglia di trovarsi è la stessa, l'impegno di chi ha contribuito per questa iniziativa è stato lo stesso, quindi avrà sicuramente lo stesso valore. Quindi intanto volevo dire che oggi siamo collegati qui con nei canali YouTube della Fondazione, la pagina Facebook del premio letterario, e quindi siamo anche qui con il nostro pubblico. Tra le residenze che sono collegate e le persone che si sono prenotate per questa nostra videoconferenza, sicuramente avremmo riempito la Sala Pontello dove siamo abituati a ritrovarci. Quindi grazie a tutti per la presenza e naturalmente voglio ringraziare prima di tutto i nostri illustri presenti, che sono prima di tutto il presidente della Fondazione Opera Immacolata Concezione, il dottor Cavagnis, che vi faccio già fare un saluto. Buongiorno a tutti. Buonasera. Allora, e poi abbiamo presente anche il dottor Fassina della CLEUP, eccolo qua, anche lui presente da casa, un saluto. Vedete, tutti attrezzati per le videoconferenze. Prego, se vuol fare un saluto, dottor Fassina, breve. Vi saluto tutti, io sono in ospedale, siamo in area Covid free per ora e vi saluto da qua. Prossima volta spero di vedervi tutti in presenza. Ringraziamo il dottor Fassina, che fra l'altro, oltre a essere presidente di CLEUP, è anche un membro del consiglio di gestione della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Ma soprattutto saluto la nostra scrittrice, la nostra presidentessa, la nostra amica, dottoressa Arslan, che è assolutamente conosciuta per tantissime cose, in particolare, come sapete, i suoi libri più famosi, La masseria delle allodole, ma soprattutto l'ultimo libro scritto da 2 anni fa, La bellezza sia con te, che parla di storie di Natale, e quindi vi invito tutti, fra l'altro, a approfittare di questo scritto per prepararci al Natale. Quindi prego, dottoressa Arslan, se vuoi fare un saluto. Volentieri, siamo tutti costretti in spazi limitati, ma la fantasia vola, l'amicizia vola, e quindi speriamo solo che l'anno prossimo sia molto più, scusate ma mi è andato di traverso un po' d'acqua, molto più felice. Però anche quest'anno saremo felici di essere insieme. Grazie. Quando noi salviamo infatti il collegamento sociale, perché è quello che ci fa gioire. E a proposito di riconoscerci e di parlarci tutti insieme, voi sapete, quest'anno non abbiamo potuto fare la nostra famosa festa dei centenari, che era avevamo organizzato qualcosa di particolare, ma abbiamo registrato un saluto da parte della nostra centenaria, che ha lanciato a febbraio, in una conferenza stampa in provincia qui a Padova, aveva lanciato proprio l'iniziativa del Guinness dei primati, che sicuramente faremo l'anno prossimo, perché noi siamo ottimisti e siamo già pronti. E quindi lei ha voluto di nuovo fare un saluto in questa occasione in cui ci ritroviamo tutti, quindi mando il contributo dalla regia. Grazie. Buongiorno, sono Anna Moro, ho 101 anni, abito in via Nazareth e siccome quest'anno non è stato possibile fare la festa dei centenari, vi aspetto per il prossimo anno. Grazie. L'ha già detto, ci aspetta lei, noi siamo pronti. Quest'anno a febbraio aveva lanciato nella conferenza stampa l'iniziativa del Guinness dei primati, dei centenari, ed è ancora
impaziente attesa che questa cosa si possa realizzare. Quindi la ringraziamo per questo suo saluto. Quindi adesso comincio a passare la parola ai nostri illustri ospiti e in particolare a cominciare dal Presidente Cavagnis, che è qui a fianco a me. Grazie. Prego, Presidente. Eccomi qua, come vedete è un po' ancora artigianale questa modalità di connettersi, ma comunque facciamo del nostro meglio con le possibilità che ci sono. Sono molto contento di essere qui questa sera per far parte di questo evento, questo premio, questo concorso letterario, che è uno degli eventi che nel corso degli anni mi è sempre più piaciuto, perché c'è in questo evento la compartecipazione di tutti, c'è uno degli elementi di spicco che risalta nei nostri valori, nella nostra missione, che è quello della condivisione tra generazioni. C'è il momento della condivisione, dell'inclusione, dello stare insieme per godere di quello che siamo, di quello che facciamo e di quello che vorremmo fare. Quindi sono molto contento che pur nelle difficoltà che tutti conosciamo e che ciascuno di noi ha messo in luce anche in questa primissima fase dei saluti, siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa nonostante tutto, con alcune difficoltà, ma alla fine il risultato è quello di sempre. E di questo credo che bisogna dare atto a tutte le persone che si sono impegnate per fare questo. La cosa bella che sta dietro tutto questo è che questa iniziativa, questo concorso, è un concorso che cresce sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Quest'anno, pur avendo diciamo di mezzo questa spada di Damocle che ci ha attanagliato per quasi tutto l'anno ormai, siamo riusciti ad avere ben 146 partecipanti, un numero secondo me straordinario, che credo pochi concorsi letterari possano vantare, anche i concorsi tra i professionisti, diciamo. E non solo, ma la cosa bella è che questo concorso ha attratto non solo persone che sono all'interno delle nostre residenze e i loro familiari, ma anche persone all'esterno. Pensate che dei 146 partecipanti, ben 80 sono esterne alle nostre residenze. E questo è il dato numerico, però c'è anche un dato qualitativo, che la qualità degli scritti, dei racconti che ci vengono proposti, a parere della nostra giuria, che ovviamente fa da caposaldo per la valutazione degli stessi, il livello qualitativo continua a crescere, e quest'anno ci hanno chiesto di pubblicare non solo la versione cartacea, che ha i 30 racconti standard che ormai sono parte, insomma, del nostro standard, ma abbiamo pubblicato una versione estesa dove ci sono 50 racconti. D'altra parte, quest'anno il tema del concorso è un tema affascinante, è un tema che proprio rispecchia quella che è il valore dei rapporti tra generazioni, che è quello dell'insegnare, del mettere a disposizione da parte di tutte le fasce di età, ma soprattutto dei nonni nei confronti dei loro nipoti, nei confronti dei figli, nei confronti degli amici, dei familiari, mettere a disposizione la loro conoscenza, la loro competenza, la loro esperienza. E questo in un rapporto appunto di scambio che crea valore alla persona. Quindi l'insegnamento è un valore fondamentale. Poi ovviamente i nostri giurati sono sicuro che espanderanno meglio la considerazione di questo tema. E voglio solo ricordare che in coda poi a questo concorso letterario ci sarà il tradizionale concorso fotografico, anche questo un momento di condivisione, di divertimento, di nostalgia tante volte per i pezzi, per le foto che vengono proposte. E a presentarlo sarà il nostro anfitrione, il direttore generale. E poi da ultimo vorrei fare un ringraziamento
anzitutto alla giuria, che ormai ci segue da tanti anni. Pensate, siamo arrivati al 13° anniversario di questo concorso, quindi è un concorso anche molto longevo, e credo che una buona parte del merito di questa longevità sia proprio da riconoscere alla nostra giuria, che è composta da persone che nel fare questo sforzo, nel mettere a disposizione il loro tempo, ci donano non solo la loro professionalità, che è straordinaria, ma anche il loro cuore e il loro animo. E quindi questa è la cosa più importante, credo che sia forse l'elemento che caratterizza il successo di questa iniziativa. Al di là poi dei componenti della giuria, voglio ringraziare tutte le persone che al nostro interno collaborano per arrivare a questo che è l'epilogo, diciamo, di tutto uno sforzo che dura un anno, e in primis ai nostri educatori, ma in generale anche a tutti i collaboratori della Fondazione, tutti coloro che si sono prodigati e si prodigano ogni giorno per questo, come per portare avanti quella che è la missione che tutti i giorni abbiamo. Grazie a tutti, quindi buona continuazione e soprattutto di questi tempi direi buona salute. Grazie Presidente, grazie veramente, perché così capite quanto per la Fondazione è importante questo strumento, che è questa occasione che fornisce anche uno strumento, poi diventa poi un libro che grazie a Dio si può veramente conservare, leggere con calma e approfondire. Adesso volevo passare la parola a Ambrogio Fassina, dottor Fassina, che anche lui ci lascia, ti dà un saluto. Grazie, prego. Grazie, molto rapidamente. Come ho scritto nella presentazione del lavoro, il mestiere di insegnare è il mio mestiere, quello che io ho fatto tutta la vita. Oltre a fare le diagnosi, ho cercato di insegnare ai miei collaboratori, studenti e specializzandi in medicina come si arriva a una diagnosi. Quindi si tratta di insegnare. E come ho scritto, insegnare vuol dire comunicare, vuol dire passare qualcosa, e è una delle funzioni più elevate che l'Homo sapiens può fare per migliorare la qualità della nostra vita su questa terra. E naturalmente deve essere fatto con uno spirito di servizio, nel senso proprio di capire perché noi abbiamo questa possibilità, che chi sa può dare e può insegnare a fare. E la cosa che mi ha colpito in tutti questi racconti che ho letto e che sono qui benissimo raccolti in questo librino, è che in tutti c'è un passaggio di competenza, soprattutto dei nonni, visto che la nostra età è un'età che ci consente, ci permette di avere dei nipoti, è un rapporto nella gran parte dei racconti tra nonni e nipoti. Uno solo, quello della signora Naccari, non ha insegnato a costruire o a fare qualcosa, ma ha insegnato alla sua nipotina a pregare, che è una funzione intellettuale molto elevata. E quindi quando si prega non si fa nulla, si pensa e ci si mette in comunicazione. E tutti gli altri racconti non hanno niente di meno, ma sono delle trasmissioni in natura tecnica oppure di servizio. Questo è del tutto inutile, è un racconto che ci insegna a fare delle cose che non servono immediatamente, la cui utilità non è immediatamente percepibile. E quindi questo è quello che mi ha colpito. Naturalmente ce ne sono anche tanti altri
che non abbiamo tempo di citare, e comunque voglio ringraziare ancora i nostri organizzatori, perché questo è un momento di incontro con una comunità che oggi non è visibile, ma alla quale noi tutti ci sentiamo molto molto vicini. Grazie. Grazie professor Spassina, grazie, perché quando si parla di insegnare, sentir parlare un professore è sempre un grande valore. E adesso abbiamo anche il saluto, l'immancabile saluto da parte della presidente onoraria della Dante Alighieri di Padova, che ha voluto anche lei lasciarci un saluto, e è registrato, quindi prego la regia di far partire questa registrazione. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a distanza, ma sempre vicini grazie a alla tecnologia. E felice, particolarmente felice in questo giorno di essere con voi e di essere davanti a voi grazie al concorso che Angelo Ferro ha creato, e con una straordinaria lungimiranza, con la sua generosissima capacità di intuire quello che è il bene del prossimo e di proporlo e condividerlo col maggior numero di persone, sempre attento ai problemi e alla libertà e alla vita di ciascuno. Quindi grazie infinite al presidente dell'OIC, Andrea Cavagnis, che continua, e a tutto il personale dell'OIC che continuano questo straordinario, virtuoso percorso verso il bene e verso una consolidazione della storia e della storia buona degli individui nel culto, ma soprattutto nella condivisione delle memorie della nostra vita. E il titolo di quest'anno, bellissimo, I mestieri, non vieni che ti insegno, e mette il punto proprio sul centro del motore della nostra storia. Una storia che deve rinnovarsi, che deve attualizzarsi continuamente e che deve affrontare sempre nuovi problemi. Ma come? Attraverso la trasmissione dei valori, delle esperienze che sono state fondamentali nella vita di ciascuno di noi. E questa trasmissione che voi avete testimoniato nei tanti racconti, sempre di più sono i vostri racconti, di anno in anno, sono testimonianze straordinarie, incredibili, non ce n'è uno che avrei voluto eliminare, avremmo tutti voluto eliminare. E ringrazio anche in questo senso la presidente del nostro piccolo gruppo di lettori, di lettura, Antonia Aslan, che ci dà i criteri in modo da selezionare quelli che quelli da scrivere, ma da lasciare stampati. Ma quest'anno c'è anche una versione online, e quindi spero che tutti vi possiate rileggere in questa raccolta. Grazie infinite a voi tutti, e spero l'anno prossimo sono sicura che anche grazie a queste letture, grazie a queste condivisioni di valori, certamente il tempo, il mondo sarà, per merito vostro, per merito di ciascuno di noi, per la nostra buona volontà, sarà certo migliore. Grazie. Grazie professoressa Scimemi, grazie. E adesso, come avete sentito prima, il dottor Cavagni si salutava in particolare i nostri educatori. Ecco, in particolare i nostri educatori, che voi sapete, nei giornali si parla sempre di infermieri, operatori, giustamente in questo periodo molto impegnati, molto attenti, però voi dovete sapere che le figure degli educatori nelle nostre residenze, in tutte le residenze, rappresentano un momento veramente importante di collegamento fra l'ospite e la famiglia, perché come sapete abbiamo messo in campo tutta una serie di collegamenti
attraverso videochiamate, attraverso telefonate, attraverso interscambio di materiale, video, postale, perché con le mail, proprio perché mantenere questo collegamento. E poi quando è stato il momento di poter fare anche le visite, il contatto con i familiari, gli educatori sono stati impegnati in particolare proprio di seguire questa attività. Quindi si sono veramente impegnati moltissimo su questo fronte e devo dire che questa percezione del vieni che ti insegno, e cioè mantenere il contatto del nonno, della nonna con i nipotini, loro hanno proprio messo in atto concretamente in questo periodo. E fra l'altro volevo approfittarne per salutare le residenze collegate di Asiago, di Mossano, la residenza del Giubileo, del Nazareth e quella di Vedelago. Un saluto a tutti, e fra l'altro vi dico che in questo momento fra i collegamenti delle residenze e le persone collegate stiamo superando ben il centinaio di persone, quindi stiamo facendo una versione che è veramente una coesione sociale, quindi tanto per dire che la fondazione questo sa fare, gli viene sempre bene anche virtuale. A questo proposito volevo proprio sentire la voce di Davide Ceron, che segue un po' i progetti speciali, particolari che riguardano le attività della fondazione con gli educatori, e che ci ha dato proprio un messaggio collegato a questo premio. Grazie. Buongiorno. Un breve contributo rispetto al premio letterario sul ruolo dell'educatore nel favorire il racconto, la narrazione, la raccolta autobiografica e la scrittura per la persona anziana. Scrivere della propria vita e delle proprie esperienze non è solo mettere nero su bianco fatti, ricordi e pensieri. È condividere in modo intenso e calibrato, ricco di sfumature ed aneddoti, il senso delle cose che contano. E nella condivisione scritta si sviluppa la relazione interpersonale tra chi racconta, chi aiuta a scrivere e chi poi legge. In questi anni, ospiti, familiari, volontari ed amici hanno partecipato al premio letterario con molti racconti. Nelle residenze, gli educatori aiutano l'ospite a raccontarsi e a parlare di sé, anche se il vero motore di relazione è proprio la persona anziana, che stimola la relazione e l'incontro. L'ospite come generatore di relazione e di coesione, per trasmettere valori ed esperienze di vita. Spetta davvero a noi ascoltarlo. Vi invito a vedere insieme il contributo che ci giunge dal Giubileo, la residenza Pio XII. Ecco, grazie ancora, proprio veramente gli educatori, avete visto, hanno voluto fare anche un cameo di presenza insieme con gli ospiti. Avete visto anche loro molti ospiti centenari, ormai le presenze di centenari nelle nostre residenze sono veramente qualcosa
che dà un segno e dà una speranza proprio perché, ripeto, noi per questo club lo abbiamo creato, lo abbiamo promosso e siamo sicuri che ci potrà dare una raccolta di tante adesioni nel prossimo futuro con l'iniziativa del Guinness dei primati che faremo sicuramente l'anno prossimo. E quindi volevo fra l'altro ringraziare nel frattempo la residenza di Tiene e la residenza di Oderzo che sono collegate, e dalla regia mi dicono che sono aumentati anche i collegamenti da casa, quindi siamo già arrivati a ben oltre le 100 persone, quindi piano piano riempiremo veramente la sala Pontello. Ecco, a questo proposito, dopo aver sentito tutti questi contributi, questa partecipazione, veniamo proprio al momento più importante della giornata e del premio, e voglio dare la parola alla Presidente della giuria, la professoressa Aslan, ma soprattutto darle la parola per dare veramente corpo e anima a questo premio che entra nel vivo proprio col suo intervento. Grazie Presidentessa. Sono qua e sono qua anche per parlare velocemente di questo nuovo libretto, perché non è isolato, come è già stato detto, è l'ultimo di una serie di libri che io tengo sempre in uno scaffale abbastanza accessibile, perché ogni tanto mi capita di prendere fuori uno e di leggere a caso un raccontino o un altro. Sempre convincendomi di più che le scelte che abbiamo fatto negli anni scorsi erano delle belle scelte, perché gli argomenti erano affascinanti, perché sono stati ricevuti e elaborati con affetto, ma soprattutto con molta penetrazione di che cosa volevano dire. Ognuno diverso dall'altro, ognuno esplorando esplorando la memoria, sollecitando il ricordo, facendo fare connessioni fra i due mondi dei nonni e dei nipoti. Secondo me questa fra nonni e nipoti è come un collegamento alla fine armonioso, musicale, perché come le musiche possono essere di tanti tipi, e tutte armoniose, di tanti autori, per tanti momenti della vita, e accompagnarci in ogni momento della nostra vita, così in fondo abbiamo esplorato in questi anni nella nostra dimensione anche apparentemente più modesta, ma in realtà molto, molto profonda, molti diversi aspetti armoniosi fra loro di questo rapporto fra nonni e nipoti, che è un pilastro proprio della filosofia dell'OIC. Come anelli della catena della vita, cioè quei anelli che si tengono fra loro, perché in ognuno dei racconti, nei più riusciti, nei meno riusciti, in alcuni più ingenui, in altri più elaborati, però sempre c'è di base questa onesta attenzione al titolo del racconto, al tema, e anche questo tentativo ma anche volontà di andare a fondo in quelli che è il patrimonio dei ricordi dei nonni e il collegamento con i loro nipoti. Ci sono racconti da questo lato in questo numero, nel libretto di quest'anno. Ci sono tanti racconti diversi. Prima Ambrogio Fassina ne citava uno che molto giustamente, che parla dell'insegnare a pregare, che una volta si insegnava ai bambini, ma si dovrebbe ancora insegnare, perché pregare è un'attività straordinaria di cui chi non lo fa sente la mancanza. Ora, queste musiche diverse che si armonizzano fra loro, ci hanno dato, rileggendo e riguardando come ho fatto tutti insieme questi nostri libretti, una panoramica che da anno a anno ha esplorato un mondo che abbiamo con decisione e con anche tenacia
continuato a indagare in ogni sua dimensione. Infatti ogni anno ci domandiamo, ma l'anno prossimo quale tema proponiamo? E poi salta sempre fuori qualcosa e spero che continuerà a saltare fuori. Dunque, sono poi squarci di vita vissuta, ovviamente, ma come sappiamo il ricordo e la memoria non sono mai semplici fotografie del passato. Chi le racconta elabora e cambia sempre un po' quello che è il patrimonio della sua memoria e del suo ricordo. E questo ci offre sfumature ancora più complesse e a volte più affascinanti, proprio anche di situazioni apparentemente simili. Per esempio una situazione, non lo so, una situazione di insegnamento di un mestiere, magari un mestiere simile, e lo vedi proprio declinarsi in modo diverso da un racconto all'altro. Io vorrei ricordarne uno in particolare questa volta, proprio leggendone poche righe, perché è un curioso esempio di racconto in cui non si parla di nonni e nipoti contemporanei, ma di un nipote che è già oggi molto vecchio, una nipote anzi, che parla della sua nonna, quindi andiamo indietro di 4 generazioni. Quando ero piccola vivevo in una casa di campagna a Salgareda, insieme ad altre 40 persone, fra cui le mie sorelle, i miei genitori, gli zii e la mia nonna paterna, a cui ero molto legata. Naturalmente mi ha affascinato perché questa nonna si chiama Antonia, non ce ne più molte di persone che si chiamano Antonia come me e come questa nonna, ma tutti la chiamavano Tonina. Vestiva sempre con la gonna, che era tutta arricciata a causa della bassa statura. Anche qua mi riconosco. Era magra e portava sempre un fazzoletto in testa per coprire i suoi folti capelli. È stata una seconda mamma per me. Un giorno questa nonna comincia a insegnarle a cucire e ricamare. E la nipote impara così bene che questo mestiere le serve per la sua vita personale, ma anche alla fine per trasmetterlo alla propria nipote. La mattina nonna Tonina mi insegnava qualche trucco del mestiere che io alla sera spiegavo alle mie sorelle. Così passavamo il tempo assieme e questo ci univa. Anche alle mie figlie piaceva vedermi lavorare quando realizzavo i loro vestiti. E questo è, quindi lei ricorda il passato e ricorda che ha trasmesso, e quindi ricorda quello che dicevo prima, esplicita in queste poche frasi che ho potuto leggere, la catena fra le generazioni. Ed è quello che a noi interessa. Abbiamo visto degli anziani, dei vecchi amici che hanno 102, 104 anni. Però l'importante è che non sono soli con la loro età e con la loro anche paura del futuro molto spesso. Sono accompagnati da quella che è tutta la vita più giovane che li sorregge, che li ammira, non li lascia da parte e ne fa dei testimoni perenni della realtà del grande concerto che è la nostra vita. Grazie. Vederla e rivederla, perché credo che avere il pregio di sentire commentati i propri racconti da questa famosa scrittrice credo che sia qualcosa di unico. E mi è piaciuto moltissimo veramente il suo riferimento al ricordo, ma soprattutto all'interprete del ricordo, che il ricordo lo fa vivere e ogni volta che lo racconta magari dà una sfumatura diversa. Quindi è molto importante il ruolo dell'interprete in questo ricordo che lo fa vivere. Quindi anche in questo vieni che ti insegno sempre magari cose nuove e magari le stesse cose in misura diversa, in un modo diverso. Quindi
il rapporto nonno-nipote nell'insegnamento non è una cosa che passa informazioni, ma passa veramente passioni e qualcosa veramente di più. Grazie di questa testimonianza. Ecco, adesso che abbiamo saputo che ci sono i nominativi non solo dei premiati, quindi 30 premiati che saranno nel libretto stampato, ma ce ne saranno altri 20 perché quest'anno di fronte a 146 racconti ne sono stati selezionati 50, quindi 30 nel libretto e 20 che saranno nella versione ebook che verrà resa disponibile, quindi saranno 50. Quindi adesso io direi di dare veramente lettura dei premiati, so che siete tutti lì in attesa. Nel frattempo volevo anche ringraziare la presenza della sede di Borgo Rico, un'altra residenza, e a questo punto fra i collegamenti che si sono incrementati e le sedi che stanno partecipando stiamo arrivati a circa, ve lo faccio sapere a tutti, a 160 persone. Veramente siamo arrivati a una partecipazione importante. Questo premio, come ha detto il nostro Presidente, veramente sentito e che dà la possibilità a tutti di sentirsi protagonisti. Ecco, questo è veramente forse uno dei valori importanti di questo premio. Quindi direi che state aspettando tutti la nomina, quindi vi sto facendo aspettare come fanno in televisione, l'accendiamo, aspettiamo, no. Andiamo perché abbiamo Silvia Diviso, che è l'educatrice di Esiau, che vi leggerà i 50 nomi. Quindi attenzione, ascoltate bene, ognuno sente la nomination che ci sarà proprio da questa comunicazione. Prego la regia di inviare questo elenco dei nomi. Grazie. Buongiorno, vi do lettura degli autori selezionati per la raccolta 2020 del nostro premio letterario. Elisa Antonelli, Alessandro Baldanza, Maria Rosaria Bezzi, Eleonora Benincà, Giuseppe Biasotto, Paolo Bighetti, Cristina Biolcati, Maurizio Boschiero, Francesca Brancaccio, Celestino Brunazzo, Rosaria Brusaterra, Sabina Camani, Tersilla Capozzo, Antonio Carolo, Romolo Chiancone, Giancarlo Chiarenza, Silvana Colimodio, Elisabetta De Luca, Anna Di Brina, Gioacchino Di Giovanni, Massimiliano Fattori, Adriana Favaretto, Silvia Favaretto, Daniela Fiorini, Rino Fiorese, Alessandro Fort, Luisa Gelain, Sofia Giacchina, Anna Paola Lacatena, Maria Teresa Lezzi Fiorentino, Loretta Marcon, Maria Munani, Mari Naccari, Ulderico Natali, Caterina Panarello, Irene Poletto, Oriana Pozza, Paola Ratti, Francesca Rigoni, Lisa Rodeghiero, Daniela De Marchi, Luciana Favrin, Tatiana Volpato, del servizio socio-educativo Civitas Vitae Vedelago, Antonio Strada, Vittoria Tarantino, Mattia Tessarini, Mirella Trevellin, Antonietta Val, Carina Zambon, Franco Zanichelli, Orietta Zenari. Grazie, adesso sapete tutti chi sono i nomi dei premiati, quindi appena vedrete il libretto stampato e l'ebook potete collegare proprio i nominativi con i racconti. Tra l'altro volevo farvi vedere come si chiama, i premi che riceveranno questi scrittori, che oggi possiamo chiamarli scrittori perché hanno avuto una giuria e sono stati pubblicati. Quindi diciamo quelli che avranno la pubblicazione del libro cartaceo riceveranno questo bellissimo segnalibro, come vedete, che ha un libretto attaccato dove c'è scritto in inglese una storia vera, perché quello che è stato scritto in questo libretto sono veramente storie vere, quindi riceveranno questo bellissimo premio, mentre invece
quelli che saranno pubblicati nell'ebook ovviamente a tutti riceveranno il loro diploma come ogni anno e riceveranno un buono IBS d'acquisto per un libro da 15 euro. Quindi intanto voglio ringraziare veramente ancora tutti quelli che hanno collaborato e dire a tutt'oggi veramente potete definirvi degli scrittori. E quindi ecco che allora questo può essere un'ulteriore spinta a produrre altro materiale e a, come dire, coltivare questa vostra passione. So che la professoressa Aslan è a vostra disposizione tutti i giorni se volete mandargli i racconti. Ovviamente sto scherzando, ma insomma diciamo che sicuramente una volta all'anno è disposta a farlo all'interno del nostro concorso. Quindi questo è un modo per promuovere il nostro concorso e mantenerlo vivo, perché non capita a tutti di avere ogni anno la valutazione di una giuria di questo valore. Quindi vi invito veramente a coltivare questa vostra passione, visto che avete la possibilità di misurarvi con una giuria così di valore. E quindi, ecco, fra l'altro, come sapete, ogni anno facevamo la fotografia, tutti volevano fare la fotografia con la giuria, tutti la volevano, col presidente, con la giuria, eccetera. Quest'anno non è possibile, però i nostri potenti mezzi ci metteranno a disposizione la possibilità di creare un fotomontaggio per cui se mandate le vostre fotografie sulla pagina Facebook del premio faremo un montaggio in modo che avrete questa fotografia. Però vi dico già adesso che il modo migliore per avere una fotografia assolutamente in presenza, ci impegniamo l'anno prossimo, quando faremo di nuovo il premio, a fare le fotografie di quelli che hanno parteciperanno nel 2021, ma anche di quelli che hanno partecipato nel 2020, anche perché sono sicuro che tutti quelli che hanno ricevuto il premio quest'anno vorranno partecipare anche l'anno prossimo. A me piacerebbe fare un applauso virtuale, quindi in questo momento al mio 3 facciamo tutti un applauso virtuale in tutte le residenze, tutti i collegati, in modo che così possiamo lanciarlo a tutti quelli che hanno scritto. Quindi 1, 2, 3, un applauso virtuale, tutti applaudano nelle residenze, tutti quelli che sono collegati, grazie veramente a tutti. Adesso, come ogni anno, possiamo vedere quella forma invece di arte fotografica che stimola tutte le nostre residenze a partecipare leggendo un po' il tema del libro, quindi vieni che ti insegno, con un'immagine. Ricordiamo negli anni scorsi veramente immagini molto divertenti, molto coinvolgenti, molto partecipate e tutte immagini che poi sono state e sono ancora oggi utilizzate nel materiale fotografico della Fondazione, sia in termini cartacei che in termini virtuali, per promuovere le iniziative, la storia, le realtà, le attività della Fondazione con la partecipazione dei nostri ospiti. Quindi è tutto materiale che poi viene valorizzato perché racconta veramente la storia vissuta nelle nostre realtà, nei momenti di divertimento, nei momenti di condivisione, nei momenti di gioia. Quindi direi alla regia di cominciare a far vedere le fotografie e poi vedremo quale sarà la fotografia vincitrice, ma già vi dico che veramente hanno colto tutte nel segno. E vieni che ti insegno è stato proprio il tema di queste fotografie. Prego la regia di mandare la pubblicazione.
Allora, mi hanno tolto la parola quest'anno perché volevo veramente commentare le fotografie perché sono troppo divertenti, ci siamo fatti 4 risate fra di noi veramente molto, molto belle, molto simpatiche, molto stimolanti, e avete visto la fotografia che ha vinto, veramente la classica fotografia dove si vede il trapasso delle informazioni in una materia molto delicata che è come quella della gastronomia, cioè le tradizioni, le ricette, le famose ricette della nonna che passano ai nipoti solo, non certo con il libro, non certo con Masterchef, ma passano attraverso la prova e riprova insieme con la nonna, con le uova, le farine, i vestiti sporcati di farina, e solo così possono passare delle ricette preziose, perché come ben sapete, lo sapete tutti, la ricetta, si fa presto a dire la ricetta dei bigoli piuttosto che la ricetta del baccalà, ma ognuno ha il suo segreto, ognuno ha la sua particolare, come diceva la professoressa Aslan prima, mi ricordo la ricetta, ma sicuramente quella volta che la faccio ci aggiungo qualcosina, quindi c'è sempre la personalizzazione di chi si ricorda. Quindi ecco, da questo punto di vista devo dire che questa fotografia che ha vinto entra un po' nella tradizione veneta di quello che è la buona cucina, e quindi sono convinto, facciamo i complimenti al servizio socio-educativo, a tutti quelli che hanno partecipato, alla famiglia, a tutti quelli che hanno scelto questa fotografia, perché veramente dà uno spaccato su quello che è il vieni che ti insegno. Poi su questa materia sicuramente siamo tutti preparati, e quindi già immagino le discussioni fra chi ci mette un po' più uova, più farina, più sale, eccetera, perché questo sappiamo, ecco, il vero Masterchef lo possiamo fare con le nostre nonne. Quindi facciamo, al mio 3 facciamo un altro applauso virtuale alla vincitrice, alla fotografia vincitrice. 1, 2, 3. Applauso virtuale ai vincitori da tutte le sedi, in particolare la sede di Thiene che è collegata, quindi facciamo un complimento in più in diretta, quindi fatevi un ulteriore applauso alla sede di Thiene, perché troverete questa fotografia veramente pubblicata dappertutto, nei social ma anche sulla carta. Quindi ecco, abbiamo visto fra l'altro qualche messaggio che è arrivato in chat di qualcuno che ha riconosciuto il proprio familiare nelle fotografie che abbiamo mandato. Questo è proprio veramente fare famiglia, essere tutti insieme anche in questo momento di difficoltà, quindi senza nulla togliere a quello che sono stati i contenuti di questa giornata importante. Ricordiamoci che stiamo affrontando tutti dei momenti difficili, ma a maggior ragione nei momenti difficili in cui si è in casa, siamo costretti a stare in casa, leggiamoci un buon libro, leggiamoci dei libri interessanti, leggiamoci i libri della professoressa Aslan, così sappiamo perché merita questa presidenza di questa giuria, e diciamo che ci può ispirare veramente molto. E quindi possiamo, per gli scrittori che abbiamo premiato oggi, tutti quelli che hanno mandato il loro materiale, dare un po' sfogo a ulteriori idee. Ecco, quindi appena possibile daremo il tema anche dell'anno prossimo, quando vediamo un attimo di programmare questa cosa, proprio perché cominceremo anche a pensare già all'anno prossimo, anche perché la previsione è che avremo un po' di tempo per scrivere anche quest'anno sui temi che vogliamo. Quindi anche l'anno prossimo sarà un tema. Contiamo di raccogliere ancora più contributi, proprio perché siamo sicuri che la gente avrà più tempo di scrivere in questo periodo. Quindi volevo passare adesso di nuovo la parola alla nostra presidentessa per un saluto, e poi anche agli altri presenti. Grazie. Un saluto è un auspicio, come Fabio Toso ha già fatto per l'anno prossimo, anche un complimento alla fotografia della nonna e bambina, perché molti dei racconti parlavano proprio di del modo di tramandare gli insegnamenti della cucina, e quindi di questa come dire,
flusso vitale che riguarda appunto il cucinare, il cibo, che oggi è anche tanto di moda, ma che in realtà è importantissimo. Stare a tavola insieme è una delle grandi regole dell'amicizia e della vita. A tutti coloro che hanno collaborato e a noi stessi e a loro e a tutto il gruppo dell'OIC, auguri per passare velocemente questo periodo e auguri per l'anno prossimo. Che sono più o meno il pubblico che avevamo nelle nostre quando abbiamo realizzato il concorso, insomma, dal vivo nella Sala Pontello, sia un risultato che dia corpo e dia valore a questa affermazione. Grazie a tutti ancora per la partecipazione, grazie della vostra bontà di essere stati qui a sentire, e mi auguro che l'anno prossimo possiamo tornare ad una vita più normale e quindi riprendere il nostro percorso tradizionale. Grazie, buona serata. Ciao Andrea, grazie. Grazie Presidente, prego dottor Fassina se vuole fare un saluto anche lei. Grazie a tutti, spero di essere con voi l'anno prossimo in presenza. Grazie veramente. Quindi nel ringraziare ancora tutti ci diamo appuntamento l'anno prossimo e quindi mi raccomando ai nostri scrittori, datevi già da fare perché fra un po' vi faremo sapere il tema dell'anno prossimo e quindi leggete un sacco di libri, preparatevi perché l'anno prossimo la gara sarà ancora più avvincente. Grazie ancora, un saluto a tutti, un saluto alle residenze di Asiago, Mossano, Giubileo, a Nazareth, a Vedelago, a Tiene, a Oderzo e a Borgoricco che si sono collegate e a tutte le persone che si sono collegate da casa. Un grande saluto a tutti, ma soprattutto un grande abbraccio. Grazie ancora. Finito?